Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto percorrendo la strada provinciale 37 da Oscheri in direzione Bantine, frazione di Pattada. Per sfuggire alla nebbia mattutina che oggi ricopre le valli, ho deciso di percorrere un'altra delle tappe iconiche del rally mondiale Italia-Sardegna, ovvero quella denominata su Filigosu, una pista sterrata di circa 20 km che si snoda tra i selvaggi scenari del Monte Lerno e il cui nome ha da sempre fatto tremare le mani di molti piloti per le sue difficoltà tecniche. Guardate che scenari avventurieri, in pratica dobbiamo addentrarci in questi bellissimi boschi. Sarà una bellissima motoavventura anche oggi. Ecco avventurieri, ora lasciamo la strada provinciale 37, vedete, entriamo nella foresta demaniale del Monte Lerno, continuiamo lungo questa stradina che si addentra per questo patrimonio vegetale e faunistico che è il Monte Lerno, che raggiunge 1093 metri di altitudine. Un altro giorno proveremo a raggiungere la sua vetta. Oggi ci dedichiamo alla nostra iconica tappa su Filigosu. Ora procediamo in direzione, si sono spaventate le povere mucche. Ora procediamo in direzione della caserma forestale, perché è proprio da lì che parte la nostra iconica tappa. La giornata sembra ottima per percorrere queste strade, anche se guardate i fiumi sono in piena. Vediamo un po' in che condizioni è la strada. Solitamente la ripristinano prima degli eventi realistici. Oggi siamo in anticipo, siamo al 26 di febbraio. Questa è un'area boschiva ricca di lecci, querce da sughero, c'è di tutto, insomma è un patrimonio dal valore inestimabile. Ricordo che questa tappa sono circa 20 km dal punto di partenza, ma per arrivarci ce ne sono altre 5 o 6. Oggi è la giornata ideale. Guardate che sterratone, e ancora no, non siamo arrivati al punto di partenza. Vedete, qui c'è proprio l'ingresso, Benivenidos al Monte Lerno, area videosorvegliata. Vediamo se ci fanno continuare, penso di sì. Vedete, questo è proprio il cantiere forestale, ci dovrebbe essere anche un'area picnic. Vedete, tutto bello curato. Qui ci sono anche i banconi. Andiamo attraverso la forestale. Vediamo se riesce a seminare questo cane, che mi ha dato anche un pizzicotto. Allora avventurieri, la nostra tappa parte proprio da qui. Vedete, c'è un cancello che fortunatamente è aperto e via partiamo. Ovviamente oggi non ci saranno cronometraggi, solo io, Sherden e questa pista che racconta storie di polvere, coraggio
Versa. Molto tecnico, fatto di dossi, curve cieche, sali scendi, salite discese. Qui ogni curva cieca e ogni dosso nasconde una parte di destino, soprattutto se intraprese alle loro velocità. Sono passati i migliori piloti del mondiale rally, stiamo parlando di Solberg, Loeb, Ogier, Takata, mi sale l'adrenalina a 1000. È un tracciato molto difficile, molto temuto dai vari piloti del mondiale, perché qui un minimo errore e praticamente si giochi il mondiale. Vedete, qui c'è una deviazione, lassù si procede per la festa del Monte Lerno, il Mickey's Camp, ma noi proseguiamo qua, che è la nostra tappa storica di Filigosu, procede per questo sentiero. Guardate che scenari avventurieri, qui è bello anche godersi questo panorama, guardate, un vero e proprio spettacolo.
guardate, ancora laggiù vedo la foschia. Infatti mentre venivo dalla strada di Oschiri c'era una bella nebbia, per fortuna quassù c'è il sole. Qui c'è un piccolo attraversamento. Dicevo, questo è un tracciato molto tecnico, qui si sono costruite vittorie, ma anche sono sfumati tutti i sogni di gloria di diversi piloti, perché qua al minimo sbaglio sei fuori. E in più il manto, vedete, è fatto di pietre e mette a dura prova la resistenza dei mezzi. Poi ci sono tratti dove il tracciato si apre come questo, vedete. Qui ci sono bei canaloni, queste piogge hanno distrutto un po' la strada. Però fino ad ora è percorribile anche con una maxi enduro, quindi se volete farlo segnatevi i punti, perché il percorso merita. Guardate quel paesino lì ai piedi dell'Imbara, è Berchidda. Vedete, qui un alberello è venuto giù. Vediamo che la strada sia praticabile ancora, perché le piogge di quest'inverno sono state veramente consistenti. Ancora non è finito, vi ricordo che sono al 26 di febbraio. Vedete che canaloni che si sono creati. La strada è distrutta, passiamo di qua. Ricordatevi di tagliarli sempre i canali, se no ci finite dentro e ciao. Anche qui c'è un panorama che merita, vedete? Wow, che spettacolo! Questo abbondante granito. Qui la strada un po' si apre. C'è anche un bel laghetto. Stiamo ancora scendendo. Vogliamo i freni. C'era un bel canale. È un
percorso davvero affascinante e selvaggio. Ci sono solo io, i rapaggi che mi ronzano in testa, il granito e questa vegetazione bellissima. Guardate, qui l'acqua ancora scorre, anche qui è piovuto abbastanza, chissà se il guado è praticabile oggi. Procedendo in direzione Filigosu. Oggi la ruota posteriore cerca grip, che sembra un animale che fiuta la direzione. Guardate, la strada è un po' distrutta. È veramente uno spettacolo, se venite a farlo ve ne renderete ancora più conto. In pratica questa tappa collega le due foreste, l'area demaniale Lerno, che ricade nel comune di Pastada, e quella di Filigosu, che invece è in comune di Oschiri. Ora in pratica stiamo andando verso la foresta di Filigosu. Qui ci sono due biforcazioni, ma in realtà fanno nella stessa strada. Vedete, saremo usciti di là. Ricordatevi, se percorrete questa strada, praticamente dal cancello fate sinistra sinistra e poi destra. È un percorso carico di adrenalina che mi fa svuotare la manopola del gas. Ovviamente ci vado un po' cauto, perché qua ora sono da solo e non si sa mai, in alcuni punti non c'è nemmeno la linea. Vedete, qua c'è un altro cancello. Qui stiamo entrando a Filigosu, Oschiri, cambio territorio. Guardate che spettacolo, avventurieri, qui c'è una veduta davvero strepitosa. Ho già percorso circa 12 km, dovremmo essere quasi arrivati al traguardo.
sta aprendo la veduta sulla destra. Dovremmo esserci quasi, l'arrivo è prossimo. Ecco avventurieri, siamo arrivati, in pratica questo dovrebbe essere il guado, passa per di qua. Guardate avventurieri, oggi il Rio Mannu è veramente impetuoso, guardate che bella cascata, vedete lassù si mettono gli spettatori per godersi questo guado e l'arrivo praticamente delle auto da rally al traguardo. Bene avventurieri, in compagnia di questo splendido torrente che oggi è in piena, poniamo fine a questo iconico viaggio che ci ha portati dal Monte Lerno alla foresta demaniale di Suppiligosu. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!